gestisce il pallone, Marchitto con l'esterno, riprima per Coscione, c'è dall'altra parte Eustasio completamente solo, Coscione lo ha visto e ci va ora dal terzino dell'Urbe Tevere, si intromette Nebbia, che ce l'ha sul mancino, sovrapposizione ottimale di Eustasio, arriva il cross! E Milanesi calcia fuori, eccolo il primo squillo del Lazio. Serve movimenti dei suoi compagni in area. Pallina avanti, Bolzano ha un'ottima chance per colpire con Marcu, c'è la chiusura di Marchegiani. Poi Pirofer, Beltrame! Gran tiro del capitano della Bolzano, enorme la risposta del portiere del Pontinia. Fischia l'arbitro, parte Nebbia! Ha segnato Gabriele Nebbia, inizia così il percorso del Lazio, è 1-0. Tre giocatori del Bolzano dall'altra parte a battagliare con i difensori del Lazio. Mandaglio prova la spizzata, c'è la chiusura di Marchegiani. Poi Cratter per il Bolzano, arriva il cross! Mandaglio calcia fuori. Poi Mirra, non sbaglia. La chiusura di Kaufman. Provare a ribaltare il fronte qui. Marchegiani! Ha fatto un gol pazzesco! Pazzesco! Alessandro Marchegiani è 2-0! Nel tentativo di rinviare il pallone, Beffo Zanotelli. E arriva il cross, libera Andracchio, poi il mancino, deviazione! Segna il Bolzano sul mancino di Nossing. Dovrebbe averla toccata Marcu, non a Cratter, Marcu per il Bolzano. Primi minuti in questo torneo delle regioni anche per Davide Carta del Savio. Di chance per il Bolzano, Beltrame sul mancino di Mina insieme a Nebbia, ce l'ha sul mancino, Nebbia calcia Nebbia, palo e il pallone che non entra, vicino alla doppietta personale Gabriele Nebbia. Finisce qui, inizia con una vittoria il cammino dell'Under 17 di Angelo Grande alle firme. La pennellata di Gabriele Nebbia e il gol da 40 metri di Alessandro Marchegiani. Non è bastato il sigillo del Bolzano con Mina arrivato a 10 minuti dal termine. Noi ci fermiamo